Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Se proviamo ad applicare il principio investigativo enunciato nel secolo scorso dalla regina dei gialli Agatha Christie agli ultimi incidenti avvenuti nel tratto autostradale della A12 poco prima dell'uscita del casello di Chiavari, il sospetto che qualcosa non vada in quel preciso punto è legittimo. L'auspicio è che non ci sia bisogno di una prova per capire cosa non va in quel punto e intervenire così di conseguenza. Ad oggi siamo a due sinistri nell'arco di 15 giorni, avvenuti in una giornata di pioggia. Semplice coincidenza. Il primo, il più grave, nel quale ha perso la vita un operaio che insieme ai suoi colleghi si stava recando alla Fincantieri di Riva Trigoso, è dello scorso 6 febbraio. Il secondo, 2 giorni fa, ha visto coinvolto sempre un furgoncino che in un incidente fotocopia ha sbandato colpendo prima il guardrail e il muro laterale della carreggiata. Fortunatamente qui non ci sono state vittime. Ogni giorno sono circa 10.000 i mezzi che tutti i giorni per lavoro percorrono un tratto autostradale tra Sesti Levante e Savona. Qui negli ultimi anni, dalla caduta del ponte Morandi, si sono moltiplicati i disagi per i tanti cantieri che sono stati aperti per il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture ed è aumentato il numero degli incidenti. Chi si deve muovere per lavoro rischia ogni giorno, per questo le associazioni di categoria chiedono più controlli e sicurezza nelle aree di cantiere. Gli incidenti si sono moltiplicati da qualche anno a questa parte e purtroppo sappiamo che ci sarà ancora qualche anno prima che si potrà tornare a una manutenzione ordinaria, diciamo così. Quello che chiediamo, come dicevi tu, è di porre la massima attenzione a come verranno svolti questi lavori di manutenzione. A seguito di tutti i disagi dovuti appunto ai cantieri, è stato firmato lo scorso anno un protocollo con ASPI, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Ministero, con le associazioni ovviamente dell'autotrasporto, che prevede 70 milioni di rimborso forfettario alle imprese di autotrasporto, quindi di trasporto merci conto terzi, per gli anni 2022-2023 e poi vedremo per il 2024-2025. Quindi chi vuole informazioni può contattare la nostra associazione.